Oggi sì, è anche il mio compleanno, credo che sia il mio settimo compleanno da primo cittadino della mia carissima città. Oggi abbiamo fatto la posa della prima pietra della demolizione e ricostruzione della scuola Isabella Tomasi, sita appunto, come diceva bene lei, in Viale Diaz. Questo è un progetto del PNRR e che rientra a Palma nelle 212 scuole italiane destinatari di questo importantissimo finanziamento. Lo diciamo con orgoglio perché è stato un traguardo importantissimo e questa scuola, per la sua posizione all'interno della nostra città, per quello che rappresenta, è veramente importante per tutti noi. E quindi oggi siamo felici, siamo emozionati, è la prima posa della prima pietra del 2024, ma non sarà per fortuna certamente l'ultima, perché la prossima settimana faremo la posa della prima pietra dell'ampliamento dell'asilo nido, della costruzione della nuova mensa, e fra qualche mese avremo pure la posa della prima pietra di Contrada Ciotta e del restauro del Monte Calvario. Lavoriamo senza sosta, orgogliosi di servire la nostra città di Palma di Montechiaro, consapevoli che il cammino è ancora lungo, ma la strada intrapresa è quella giusta. Ringrazio tutti, dagli assessori al Presidente del Consiglio Comunale, il dottor Domenico Scicolone, a tutti i consiglieri, ai miei collaboratori, al segretario generale, dottor Amorosia, a tutti i capi area, a tutti i dipendenti comunali che grazie al loro lavoro e sostegno consentono il raggiungimento di questi importantissimi traguardi ed obiettivi. Nel caso particolare ringraziamo il RUP, l'architetto Lillo Inquanta, e il direttore dei lavori, nonché progettista Francesco Lipari, che ha vinto un concorso per quest'opera bandito dal Ministero dell'Istruzione, e ringraziamo tutti e diamo un in bocca al lupo all'impresa che si è aggiudicato questo importante lavoro per circa 4 milioni di euro, e siamo convinti che rispetteremo sicuramente il cronoprogramma e avremo regalato alle città una nuova scuola dove poter far crescere i nostri bimbi. Sì, sicuramente siamo molto soddisfatti di questo intervento, che vorremmo fare notare la tempestività dell'intervento. Noi abbiamo ricevuto il finanziamento, abbiamo partecipato al bando del PNRR, noi come ufficio tecnico del Comune di Palma di Montechiaro ci siamo aggiudicati il finanziamento, e in pochissimo tempo siamo già qui a cantierare il lavoro. Cioè, da notare che mentre prima passavano molti anni da quando si riceveva il finanziamento a quando si realizzava l'opera, qua stiamo parlando semplicemente di pochi mesi. Siamo veramente soddisfatti, la struttura che verrà è bellissima, e volevo far evidenziare che non è solo un istituto scolastico, ma è una struttura aperta alla città. Sia gli ambienti sportivi che gli ambienti sociali sono utilizzabili dall'esterno, anche da parte di associazioni o di altre enti che poi valuteremo.